Buongiorno a tutti quanti dal vostro amico chef Antoine Sardeau, che seria Antonino Sardellune, perché mi ho delle origini così lontanamente meridionali, anche se ormai sono 30 anni che sono a Nogge e mi presento a Nogge, a tante vero che mi ho anche la testa della Lega qua, la faccio vedere la prossima volta. Allora, mi ho fatto questo esperimento, ho unito la cucina del sud pugliese con quella veneta, e un po' vi spiego come fare il bisato alla tarantina. Prima cosa, bisogna avere il bisato, e questo bisato, eccolo qua, bello fresco, te vedi anche l'occhio che vabbè, e se è pescato, no, all'Ilva Mere a Taranto, proprio dove che sei le scorie del petrolio, del gasolio, della benzina, tutto quanto, ti peschi questo bisato. E dopo te lo porti a casa e bisogna che te lo fai un po' pulire, insomma. Allora sotto l'acqua corrente te lo pulisci, no? E te levi anche le maniche perché per fare tutto quanto sapore, non stai a preoccupare. Può capitare che essendo il bisato così un po' viscido, te sbrissa dalle mani e te casca per terra. A quel punto cosa che te fa? Te chiami tua moglie e te che dici, femmina, mi sei cascato il bisato, vieni a tirarmi su. Oh. Dopodiché bisogna che te prepari un bel soffrittino, no, con un po' di cipolla e di aglio, ma te che metti un po' di sale e un po' di aromi veri e soprattutto il peperoncino che adesso è pugliese, da quelli che quando te lo metti in bocca, paf! Che da te ragazzi, guarda, mi pensi, mi viene già sete a pensarne e mi bevo fiale di vino. Vabbè, non sarebbe tanto corretto, comunque non importa. Te fai questo bel soffritto, dopodiché te tagli un pesce con questo coltello, te lo squeni e te che sono un po' alla volta tutte quante queste varie spezie che ti hai preparato. 4 kg di peperoncino. Prima di servire questo piatto meraviglioso, per essere sicuro che nessuno muore, te io fai cercare il gatto. Se il gatto non ti vuole, cosa sei che te fai? Te chiami tua moglie e te che dici, femmina, mangiami il bisato. Questa è la ricetta, tanti saluti dal vostro amico chef Antoine Sardeau.